Proprio questa sera ci sarà una delibera nel Consiglio Comunale che darà finanziamento di quasi 100.000 euro proprio a sostegno del commercio per i danni subiti in questo momento. L'amministrazione comunale corre in aiuto dei commercianti del centro di Mogliano per risarcirli dei disagi vissuti a causa del cantiere per la riqualificazione della piazza centrale. Ci auguriamo che possano almeno in parte andare a colmare i mancati guadagni che ci sono stati da parte delle attività che hanno avuto per mesi le transegne a 2 metri dalle vetrine. E proprio in vista della riapertura della rinnovata piazza, che punta ad essere centro di aggregazione per un sano divertimento, il Comune ha intenzione di intensificare i controlli in alcune zone particolarmente calde della città, come quella del Parco del Brolo e del Broletto, vicino Piazza Donatori del Sangue e ancora l'area della stazione e Piazzetta del Teatro. Vogliamo attivare una pattuglia a sostegno di vicinanza e anche come azione sia deterrente ma anche psicologicamente far vedere la polizia che cammina dall'apertura della piazza, per cui fino alle 8 e mezza, 9, ore 21, e stiamo attivando attraverso la polizia locale e l'Associazione Nazionale di Carabinieri in Congedo questo deterrente. Nessuna situazione particolarmente pericolosa, ma la presenza di persone o gruppi di ragazzini che creano disturbo davanti alle vetrine dei negozi o il consumo di sostanze stupefacenti portano i commercianti che nei giorni scorsi hanno incontrato l'amministrazione a chiedere maggiori controlli. Ci sono un po' più di personaggi che magari arrivano dalle città vicine dove stanno venendo allontanati, siamo alla stazione successiva e quindi vengono scaricati qui e dobbiamo portarci a casa le problematiche. Ieri sera ho avuto una delle prime serate di aperitivo, quindi le sere in cui noi teniamo aperto. Il motivo perché teniamo aperto non è solo appunto l'atto di fatturazione, ma è anche per poter mantenere la piazza abbastanza viva e pulita. Ieri abbiamo avuto un'occasione in cui ho individuato 2 o 3 persone che si stavano scambiando delle cose sotto banco. Io chiaramente, appunto, non essendo un poliziotto, non so cosa fosse, ma sembrava abbastanza palese la cosa. Lei ha parlato e gli ha chiesto di allontanarsi? Sì, e si sono allontanati senza crearmi alcun tipo di problema. Guardando la cosa nell'insieme poi si creano delle situazioni che sono chiaramente scomode e sconvenienti. Intanto la scorsa notte i malviventi hanno nuovamente preso di mira l'autolavaggio self-service lungo la strada che conduce a Casale sul Sile, forzando 2 casse automatiche senza portare via soldi ma causando danni ai dispositivi.